Allora, direttore, stiamo valutando purtroppo con numeri, freddi numeri, quelli che sono dei dati statistici delle morti sul luogo di lavoro, degli incidenti, che in realtà non dovrebbero essere numeri perché sono persone, sono vite, sono famiglie. E quindi la gravità della cosa, poi quando capitano, come è successo anche di recente, in aziende che poi magari anche tra l'altro sono in situazioni di crisi, eccetera, fanno capire come la situazione in generale di crisi che c'è nel mercato del lavoro, nelle aziende in generale, va a compromettere la sicurezza stessa dei lavoratori, perché l'azienda a questo punto molte volte non può investire tutto quello che sarebbe necessario fare per adeguare gli impianti, per adeguare le procedure di sicurezza, per formare le persone, perché magari c'è anche un certo turnover dettato da una contrattualistica di un certo tipo. Insomma, ci sono tanti fattori che entrano in gioco che magari non dovrebbero più entrare in gioco. Fatto sta che i numeri sono in aumento o in diminuzione, però sono alti, a Sono alti, prescindere. per cui ogni numero, ogni uno, ogni volta che assommo uno c'è un dramma dietro, c'è una famiglia, c'è una persona, eh, per cui ovviamente i numeri pesano perché dietro un numero c'è sempre qualcosa di molto drammatico. E in realtà se parliamo 2014 e facciamo un confronto, quello che siamo riusciti a fare tra gennaio e fine giugno, abbiamo un leggero decremento, per cui è sceso diciamo, dal 4,6% al 2,4%, anzi è diminuito del 2,4%, senza tenere conto però il 2014 dell'agricoltura. Ecco, Perché? perché non è tenuto conto dell'agricoltura che in realtà incide Allora, moltissimo? poi possiamo fare un discorso sull'agricoltura andando a vedere i dati dell'ultimo triennio. Allora, dal 2014 i dati che analizziamo noi sono i dati forniti da INAIL, perché da quest'anno INAIL dà il dato sugli infortuni mortali, sulle morti bianche, diciamo, quindi compresi quelli in itinere, un mese dopo, per cui noi adesso abbiamo quelli di settembre. A dicembre abbiamo quelli di ottobre, per cui abbiamo deciso di utilizzare l'informazione ufficiale dell'organo preposto appunto a fare questo tipo di attività e fare le statistiche su questo. E gli agricoltori non sono iscritti a INAIL, per cui INAIL non può dare questo numero. Mentre nei 3 anni precedenti, quindi 2011, 12 e 13, noi raccoglievamo i dati di tutti, perché appunto INAIL arrivava con l'anno dopo, e quindi per dare questo servizio noi raccoglievamo le informazioni su tutte le tipologie di morti bianche, quindi avevamo anche l'agricoltura, per cui un dato significativo, perché abbiamo 3 anni di raccolta, diciamo, anche sull'agricoltura possiamo darlo. Ecco. Però Tornando quali sono gli ambiti? Sì, sì, prego, prego. quindi tornando diciamo, al 2014, noi vediamo che la Lombardia è la regione che ha avuto più morti in assoluto sui luoghi di lavoro, a pari a 64. La seconda è l'Emilia Romagna, la terza è la Puglia e il Veneto ne ha avuti 44. Questo però va letto in modo diverso, nel senso che non è che la Lombardia sia la regione che è la peggiore, perché se noi andiamo a fare una graduatoria in base all'incidenza sul numero di lavoratori occupati, abbiamo che la Lombardia è al 19° posto sulle 20 regioni italiane. Il Veneto è al 14° posto, perché la Lombardia, avendo occupati annuali, il dato è di 4.310.000, ovviamente ha più probabilità purtroppo di avere appunto questo tipo di fatti per il numero stesso proprio di lavoratori. La regione diciamo, peggiore da questo punto di vista, quindi facendo la graduatoria in base all'incidenza, è il Molise, che con 7 morti diciamo, è il primo posto perché ha un'occupazione annuale di 99.400 rotti Quindi pochi, lavoratori. tutto sommato pochi assunti, pochi Pochi lavoratori e lavoratori, un'incidenza altissima. esatto, esatto, esatto. Questo cosa dovrebbe far scaturire? E in che ambiti sono questi incidenti per lo più? Allora, la maggior parte degli incidenti avviene nel comparto, poi facciamo un discorso anche per l'agricoltura, adesso lasciamo un attimo perdere perché poi prendiamo gli dati del triennio, sono nelle attività manifatturiere e nelle costruzioni, anzi prima costruzioni e poi attività manifatturiere, per cui l'edilizia, tutto il mondo dell'edilizia, per cui dal restauro al ponteggio
a tutto quello che ruota al mondo edilizia è comunque il settore che ha una maggiore incidenza come tipologia appunto di morte sul lavoro. D'altra parte l'edilizia è anche il tipo di lavoro anche che è provvisorio, infatti sono cantieri temporanei e mobili, si chiamano come definizione, diciamo, ecco, all'interno del testo unico, e quindi avendo l'ambiente provvisionale, avendo opere provvisorie, diciamo, è anche più probabile, ahimè, che succeda l'evento. Si possono verificare. Ecco, Infatti esatto, l'evento sembra che sia la caduta dall'alto, no? Quello più... E se poi andiamo a vedere appunto le cause sono sempre le stesse, le più evidenti, sono appunto le cadute dall'alto, per cui normalmente lavoro in copertura, lavoro in un ponteggio, lavoro comunque dall'alto, e poi ho un ribaltamento del mezzo, e poi ho lo schiacciamento. Lo schiacciamento è qualcosa che mi cade addosso, il muro che crolla, eccetera. Per cui sono tutte e tre queste tipologie di infortuni mortali che esistono, diciamo, nel mondo delle costruzioni. Esistono anche nel mondo dell'agricoltura, per cui se adesso facciamo un passo indietro e recuperiamo i dati del triennio, per cui 2011, 12 e 13, abbiamo che l'agricoltura come percentuale di casi di morte nel settore economico fa dal 40%, per cui una fetta molto Quindi molto attenzione importante. grande a chi lavora in agricoltura, cioè è un ambiente sano relativamente perché è molto pericoloso. Sì, molto pericoloso, perché poi guardando i casi di infortuni mortali, prima dicevamo ribaltamento del mezzo, per cui pensi al trattore che si ribalta, esatto. pensi ai mezzi agricoli che si ribaltano, tenga conto che a parte la pianura padana, il nostro territorio è collinare, per cui ho pendici, ho inclinazioni, per cui è più facile che succeda questo. Ma perché non sono mezzi idonei, non sono... Sì, non sono mezzi idonei molto spesso. L'agricoltura sicuramente non è un'economia ricca, per cui gli investimenti sono più difficili da fare, i mezzi costano, la crisi c'è, per cui è tutto un concatenarsi a far sì che questo tipo di attività ovviamente investa anche meno, per cui i mezzi sicuramente ce ne sono molti che non sono idonei, molti. E poi abbiamo anche qua le cadute dall'alto, l'agricoltura fa la potatura degli alberi, potatura dei pianti, per cui anche questo, molte cadute sono sia nelle costruzioni, ma le troviamo anche nel settore, diciamo, ecco, agricolo. Tant'è che se poi noi andiamo a vedere come si distribuiscono all'anno gli infortuni mortali, quindi la stagionalità, si vede un po' la stagionalità. Vediamo che d'inverno, nei mesi più freddi, diciamo, normalmente abbiamo meno infortuni mortali, mentre maggio, giugno e ottobre, ma anche l'estate, diciamo, sono i mesi con più infortuni mortali. D'altra parte sono i mesi in cui l'agricoltore lavora di più. Certo, parliamo sempre del triennio 2011, 12, 13 in questo momento. E le costruzioni, ovviamente, i cantieri si fanno preferibilmente d'estate, insomma, anche se adesso ormai si costruisce sempre. Sono più eclatanti però, sto pensando anche a casi recenti che sono verificati di morti per soffocamento, da gas, intossicazione. Però dopo qui guardiamo i dati, effettivamente le morti per soffocamento da gas non hanno è l'1,4%, nettamente superati dal 2,5% del contatto elettrico diretto, 1,9% incendio e ustioni, esplosioni 2,4%, che uno va a pensare esplosione, annegamento 2,6%, eppure sono balzate più alla cronaca, sono andate più peso e tutto. Per quale ragione? In tutte le ipotesi in cui si sono verificate. Che magari sono state le uniche a questo punto, poi viene da desumere, non lo so, però può anche... Diciamo che sicuramente fanno molto notizia, ma perché comunque la deve fare, no? Che non stia dicendo che non bisogna parlarne. Tutti quegli infortuni mortali che sono avvenuti per soffocamento quando entriamo dentro spazi confinati. Spazi confinati si intende la cisterna, si intende un silo, si intende sostanzialmente qualcosa di contenuto in cui potrebbe esserci atmosfera tossica per la persona, per cui tant'è cosa succede che questi poi sono eclatanti perché abbiamo una persona che si sente male e che muore, e poi
muore anche chi va a salvarlo, a prestare tentare di aiuto, salvarlo, sì. a prestare aiuto. E quindi questi sicuramente fanno notizia perché di solito non ce n'è uno, sono più persone. Se poi andiamo a pensare, non uno spazio confinato, ma parliamo di intossicazione, quello che è successo a Rovigo poco tempo fa, in cui abbiamo avuto appunto quei decessi, lì è stato una catena sostanzialmente, e quindi quando succedono eventi per rilascio di gas tossici, normalmente abbiamo più di una persona. E quando abbiamo più di una persona questo sicuramente fa notizia purtroppo anche perché insomma perdere Quindi la sempre persone. simultaneità della situazione rende più E eclatante. poi la magnitudo è molto alta, cioè si intende che se non c'è un controllo di un gas velenoso, chi sta intorno Può essere viene coinvolto. coinvolto, per cui è difficile che sia una persona sola, è più facile che siano più persone. Ecco, io volevo chiederle, ma è proprio alla luce di questi dati che sono anche molto molto dettagliati, tra l'altro, perché proprio vanno ad analizzare proprio settori produttivi, ambiti anche specifici, cioè parliamo del settore della gomma, della plastica, oppure le industrie chimiche, quelle delle fibre, le raffinerie, lo smaltimento rifiuti, insomma ci sono, la verdad che sono coinvolti a questo punto un po' tutti gli ambiti perché non se ne salva quasi nessuno. Secondo lei e secondo voi, in base anche alle valutazioni del tipo di incidente, adottando delle adeguate norme di tutela, si sarebbero potuti evitare o la gravità del fatto avrebbe potuto essere in qualche modo attenuata, cioè servono effettivamente o c'è la distrazione, quindi il fattore umano prescinde completamente? Allora, prima di tutto il lavoro deve essere organizzato, per cui io non posso affidarmi solamente sull'attenzione della persona, perché la persona è una persona, per cui può avere il momento di distrazione, può avere il momento in cui non è attento e quindi non lo posso non mettere in conto, per cui l'organizzazione è fondamentale in un luogo di lavoro e poi deve essere fatta la valutazione dei rischi, dalla valutazione dei rischi ne emergono le misure di prevenzione e protezione e le eventuali procedure che il datore di lavoro deve attuare. Quindi se io ho un'industria, se io ho un ufficio, per dire, ovviamente le misure sono sono semplici perché i rischi per i miei lavoratori sono bassi, però se penso a un luogo di lavoro in cui ho sostanze chimiche, tossiche, irritanti, nocive, non posso non aver chiaro come gestisco queste cose e quindi devo avere il personale sicuramente formato, devo aver fatto una buona valutazione del rischio, devo aver impostato delle procedure che in automatico vengano, diciamo, in automatico se ho fatto addestramento, ho fatto prove eccetera, devono essere implementate in caso di emergenza, altrimenti io cosa ho? Che una persona muore, la seconda va per salvarla e muore anche questa. Certo. E quindi mentre specialmente quando ho aziende appunto con sostanze pericolose, con lavorazioni pericolose, non possono non avere organizzazione del lavoro fatta secondo poi la Quindi legislazione vigente. evitabilità Insomma. completa del rischio. Ma allora dire che è evitabile al 100%, no, non me C'è la la sento di componente umana che dirla. sempre Il gioca una componente variabile umano c'è importante. sempre una variabile. Certo che comunque questi numeri possono diminuire se tutti fanno il loro, insomma, ecco. Certo. E la nazionalità invece degli infortunati? E allora, la maggior parte, ahimè, ovviamente sono italiani, ma perché? Perché sono La maggior parte di persone che lavora. esatto. C'è una percentuale, diciamo, di lavoratori extracomunitari o comunque non italiani e abbiamo fatto anche in base alla nazionalità, diciamo, abbiamo visto che le persone maggiormente colpite sono di nazionalità rumena. Questo non perché i rumeni siano meno attenti, ma probabilmente perché abbiamo più lavoratori rumeni, diciamo, rispetto ad altri. Eccola qua, sì. Allora,
Sul triennio, così abbiamo dei numeri importanti, 2011-2012, abbiamo che fatto 100% il numero di morti, abbiamo sul lavoro abbiamo 87,7% gli italiani e 12,3% stranieri. Di tutti gli stranieri abbiamo che il 62 diciamo, sono romeni, 22 sono albanesi e poi si distribuiscono diciamo, per le altre nazionalità. Queste sono le due maggiori, ma dovuto al fatto che appunto sono forse le nazioni che da più tempo lavorano nel nostro territorio. Dopo andiamo a vedere anche un attimo il discorso dell'età che rileva anche per quanto riguarda la formazione e altri elementi, subito dopo la pubblicità, tra poco.